Buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Longi su Elite TV Voce del Campo, benvenuti alla nona giornata di giovanissime Elite Under 15, benvenuti a CUS Palermo contro Accademia Panormus. Scendono in campo le due squadre, oggi scontro difficile per la squadra di Mister Guida, si va a scontrare contro la prima della classe, la Panormus, prima in classifica. Scuola di casa di Mister Guida che viene da una partita non semplice, una sconfitta pesante contro l'Accademia per 3-0, al contrario della Panormus che trova una vittoria di carattere per 5-3 settimana passata. Tutto pronto per iniziare, saluto tra i due capitani, sorteggio con l'arbitro con cui iniziare la prima parte iniziale di campo. Giornata numero 9, saluto le due formazioni tra le panchine. Novità in porta nel CUS, recupera, rientra Cristian Lacarra, ritorna in porta dopo l'infortunio. Siamo quasi pronti per iniziare, per seguire questo duello tra CUS Palermo e Accademia Panormus, valida per la nona giornata di Giovanissima Elite Under 15, girone A. Tutto pronto per iniziare, pronto al fischio il signor Giovanni Duri della sezione di Palermo, oggi designato lui per gestire questa gara. Primo pallone per la formazione ospite dell'Academy Panormus, la squadra prima in classifica in questo confronto difficile per Mister Guida, ma con necessità di trovare risultati e risposte. Inizia il primo tempo, inizia la parte, ricordo, due tempi da 35 quando siamo in categoria di giovanissimi Under 15. In maglia bianca la squadra di casa del CUS Palermo, in maglia rossa e gialla l'Academy Panormus, formazione in trasferta. Lancia lungo la cara, cercando la metà campo. Il CUS viene da una partita non semplice, una sconfitta pesante, oltre il risultato contro l'Accademia Palermo, una partita che non ha dato spunti o magari il modo di poter pensare di poter ribaltare quella partita difficile con l'Accademia per 3-0 persa domenica scorsa. Oggi va in cerca di risposte Mister Guida, ritorna in campo a ritornare pure Tommaso Di Maio, subentrato a gare in corso nella partita precedente. La Panormus è ancora a caccia di risultati per mantenere quella zona altissima della classifica. Bene qui la palla alzata, Di Maio deve mantenere. Tommaso Di Maio contro l'avversario, chiusura di Orsi e poi la lunga ora sulla corsa del 10, mentre viene chiuso atteso da Andrea Longi. Puleo, punta, prova a rientrare dietro, la palla arriva dal capitano, occhio alla botta che può partire, destro, dritto su Pizzo che va a chiudere. Salvatore Pizzo, uno tra i più in linea e tra i meno peggio di settimana scorsa. Bisogna però la sua riconferma. Oggi siamo in emergenza con la forte pioggia, siamo riparati qui nella tettoia, ci sarà qualche problema di inquadratura, proverà a garantire al massimo la visione della gara. Giro palla, gestione dalle parti di Vassallo. Vassallo vuole correre lungo linea cercando il suo giocatore in mezzo al campo, non trova il suo compagno, non trova Gabriele Castelli, ma che se la va a riprendere, non lotta per provare a riprendersi. L'ultimo tocco è stato del 17 padrone di casa, tocca per ultimo Castelli, è rimessa laterale per
la Panormus. Orsi va dietro, traina e giro palla Panormus nelle retrovie, cercando di uscire con questo lancio, arrivando nelle zone offensive, trovando una buona chiusura di testa da parte di Raffaele Palma. Torna in campo anche lui, degli 11 titolari. Palma sgancia il contrasto, c'è fallo commesso però dal 5, fallo commesso da Palma. Fallo, va fuori tempo sull'uscita, calcio di punizione, che sarà battuto da dove indica il signor Duri della sezione di Palermo. Lancio lungo verso l'aria. Occhio, la palla viene lasciata scorrere, ma tra le mani sicure di Cristian Lacara. Va troppo profondo qui. Matteo Gambino non può trovare i compagni. Lacara prepara il lancio lungo. Cristian Lacara mette giù Remigio. In qualche modo trova lo scarico verso Raia, che controlla, gestisce in mezzo al campo. Pino Raia vorrebbe Remigio. La palla non passa, non filtra. Chiusura avversaria, chiusura della Panormus. Rimessa tra le Cus. Rimessa tra le Cus Palermo. Federico Raia, Federica ancora, la palla torna vagante in mezzo, occhio alla riaggressione, il posto della Panormus, zitto la tiene, il controllo sul pallone, quindi lascia proseguire il gioco l'arbitro, toccato per ultimo però Castelli, fallo, è tutta la direzione di Castelli, fallo laterale che sarà per l'Academy Panormus con la battuta alle mani di Samuele Giordano, qui sotto le nostre postazioni riusciamo a vedere alla grande. Giordano scarica dietro, gira palla Panormus, fuori la parte di Orsi mentre può salire altissimo in mezzo al campo ora il Cus. Orsi lancia, Di Maio forza la giocata all'avversario, lo porta a un lancio, ma il recupero è del portiere, recupero da parte dell'estremo difensore Davide Romano della Panormus, che gioca corto e lancia. Occhio alla palla 10, bene qui la sponda per andare a servire il suo compagno sul lato. Zito non arriva, palla carezza vagante ancora nella tre quarti. Castelli dal limite non arriva, però la botta da fuori, ci riprova in qualche modo la squadra di Mister Guida a mantenersi in avanti con Raia e poi Castelli, chiuso, fermato dal raddoppio della Panormus che funziona sull'uscita. Ora grande sponda per ritornare in mezzo. L'ultimo tocco è bianco, è l'ultima rimessa laterale, sale fuori della Panormus. Giordano vorrebbe andare lungo linea, poi c'è un fallo che non viene però con me, non viene fischiato all'arbitro, contatto non giudicato con un fallo, perdonatemi, devo rettificare ciò appena detto, non arriva la chiamata, quindi semplice contatto di gioco. Quinto minuto, si va dal portiere, si ritorna dietro all'estremo difensore Romano che rimette in gioco, traina, apre a sinistra verso Orsi, mentre lungo linea corrono le frecce della Panormus. Intravaglia, apre tutto ancora, cercando di prendere ampiezza in mezzo al campo mentre si sgancia Federico sul portatore. Palla al limite ancora, cerca di mantenerla in qualche modo qui. Intravaglia, non riesce a gestirla il capitano. Poi serie di scariche, giro palla per tornare ancora dietro nelle retrovie della formazione capolista. Alto il pressing del Cus, mentre la gira bene la Panormus. Orsi vuole arrivare al limite, controllo incerto ad uscire, dopo il tocco Puleo serve lo scarico dietro, la palla resta al limite, forse con un tocco, con un braccio giudicato regolare, comunque non falloso, la palla ritorna comodamente tra le braccia di Lacara per metterla in gioco, ma sull'uscita errata, fuorigioco di rientro qui, eccola che arriva la chiamata, rientra dal fuorigioco non in tempo Maurizio Battaglia, gioco fermo e palla che tornerà al Cus Palermo. Lancia la cara, Visconti non arriva, occhio può chiuderci qui il Remigio, si infila lui con Di Maio a destra, ma trova un ottimo recupero difensivo da parte di Fernano che chiude la diagonale per tornare sull'anticipo. Ora vuole restare alto il Cus, Visconti scivola dopo il primo controllo, forte piogge in queste ore chiaramente inciderà sulla gara, potrebbe rappresentare per un fattore su questa partita. Qui fallo commesso da Di Maio, calcio di punizione per un fallo commesso da Tommaso Di Maio. È giocata rapida per velocizzare l'azione, ma di sganciatura, a contrasto qui Palma, dritto sul pallone Raffaele Palma, rimessa laterale per la Panormus. Rimessa laterale Panormus, Palma va dritto sulla palla, va a finire sulla circonvalazione.
Orsi lascia scorrere fuori, l'ultimo tocco ancora del Cus e arriva altra rimessa laterale quando siamo al settimo del primo tempo, al primo quinto di questa operazione di gara. Ricordo 2 tempi da 35 quando siamo in categoria di giovanissimi under 15. Cross deviato, la palla schizza lì, occhio, ci prova Puleo, trova un grandissimo intervento a difendere qui Andrea Longi, a salvare dopo il tocco di La Cara Longi tolgono sulla botta di Puleo sotto porta, ci ha provato subito il 10, subito dopo 7 minuti e 30 è arrivato il primo squillo della partita ed è della squadra capolista. Allongi alla Cara a chiudere la porta. Soluzione era dentro, occhio! Altra deviazione ancora per un altro calcio d'angolo ma dalla bandiera di sinistra. Cambia lato la Panormus, va a sinistra ora. Su uno schema da palla inattiva, battuta in maniera tesa e raso terra. Mentre le guide richiamano l'attenzione dei suoi dentro l'area di rigore. Chiama un altro schema dalla bandierina. Palla sul secondo alla ricerca del suo capitano in travaglia, palla che poi viene spazzata via allontanata. Visconti deve mettere giù, manca il primo controllo, viene aggredito, palla che ritorna a essere vagante, fallo però, fallo commesso nelle zone limitrofe all'area di rigore, calcio di munizione, rischiano tanto qui Visconti, rischia tantissimo con quel controllo errato in quella zona troppo delicata. Cristian La Cara va corto verso Alongi, i due protagonisti del salvataggio del Cus negli ultimi minuti. Pizzo ora sulla gestione però un po' corta, deve mandarla via senza fronzoli, senza mezze misure. Domenico Vassala, poi la sulla sinistra Federico. Poi se la allunga troppo, non arriva a tenerla in campo. Il campo termina lì su quei lati, rimessa laterale che sarà per la Panormus. Mentre torna dietro ancora, dentro la propria area di rigore, per uscirle a sinistra dalle parti di Orsi. Si apre lungo linea in travaglia. Orsi torna dietro però, vuole girarla ancora i suoi compagni di reparto. Ferrano verticalizza a lungo verso Puleo che difende sulla presa di Alongi alle spalle. Ora il duello tra Vassallo e l'attaccante della Panormus. Porta sull'esterno, battaglia contro Domenico Vassallo. L'ultimo tocco è stato di battaglia e quindi rinvio al fondo per il Cus Palermo. Rinvio al fondo Cus. Dovremmo cambiare postazione in caso di mancata pioggia, torniamo a quella abituale per evitare sti pali di mezzo. Lancio lungo, anticipato qui Pino Raia con la palla vagante sui lati. Battaglia, scarica dietro, il tocco errato, la palla è buona solo per il Cus, mentre va in avanti Raia cercando il Remigio, non arriva sull'anticipo, serie di rimpalli che favorisce poi il Cus su una palla persa dalla Panormus in mezzo al campo, non gestisce la palla qui traina e quindi ora Pino Raia lotta, vince il duello. Federico vuole andare dentro da Visconti, palla leggermente lunga rispetto alla posizione di Visconti, spazza via la difesa ospite, spazza via in una rimessa laterale che sarà per il Cus. Occhio in area, Visconti vuole girarsi, triplicato, la palla serve lo scarico dietro su un'altra botta di Pizzo, centrando in pieno l'altro numero 8, l'altro capitano in travaglia in questo duello tra capitani e tra numeri 8 di questo scontro, big match di cartello di questa giornata tra tra le migliori società che il calcio giovanile palermitano possa offrire, diciamo l'elite del calcio giovanile palermitano. Presa sicura di Romano e poi gioca corto, ok, controllo lungo, Remigio supera l'avversario che scivola, Remigio ancora, vuole lavorare questa palla, non arriva da maniera pulita da Di Maio che non controlla, in travaglia serve l'appoggio dietro, mentre Orsi spazza via, la priorità a mandarla via più lontano che può, commette fallo qui Palma, si abbracciano forse pure giallo per Raffaele Palma, dopo un abbraccio con l'avversario, sembra essere Puleo. Arriva il primo gioco della partita, a palla lontana va un uomo a terra, arbitro il signor Duri assegna un calcio di punizione, un giallo per la Panormus, un giallo per il Cus, perdonatemi, per il 5 Raffaele Palma. Giocata corta sui lati, Orsi
vuole andare al limite, la sponda Cem è un po' lunga, mentre elabora ancora bene la Panormus. Riconquista Francesco Remigio, che vuole puntare due, vuole puntare Giordano e Traina, con la palla girata poi per zone centrali, che ritorna ancora buona per il Lecus. Prova a sganciarsi, qui Vassallo, palla lunga, comodo il recupero di Antonino Fiume. Romano lancia più per Federico, però di testa vuole mantenerla lì e spazza via la Panormus mentre cresce in mezzo al campo il Cus Palermo. Deve sfruttare questo momento della gara favorevole. È rimessa laterale Cus. Cambia tanto mister Guida rispetto alla partita precedente con l'Academy. Diciamo, è stata una sconfitta pesante, un 3-0, senza poche occasioni per provare a rientrare in partita. Prova da titolare di nuovo, rimette Federico, Raia, Remigio, Palma, ritorna Di Maio, quindi tanti stravolgimenti della formazione. Vedremo che risposte darà il campo. Ribaltamento di fronte alla Panormus, che va dalle parti del 10, va dalle parti di Marco Puler, protagonista dell'occasione gol della Panormus qualche minuto fa. Rimessa laterale Cus. Palla tolta uscita. Castelli contro Visconti contro Orsi. La palla resta lì e spazza via. Orsi si rialza per lanciare in avanti. Alongi di testa, cercando Intravaglia che tocca mentre Castelli deve difendere. L'ultimo toccato del capitano Intravaglia. La palla resta ancora lì sui lati di destra, sui lati opposti alle nostre postazioni. L'ultimo tocco è stato di Orsi. È rimessa laterale per il Cus Palermo. Davanti la panchina della formazione ospite, proprio sotto gli occhi di mister Lo Giudice. Pizzo vuole l'aria, svetta in alto per toglierla Jacopo Ferrano. Prova ad uscire la Panormus, lo fa a pochi tocchi, va rapidamente in avanti, sponda del 10, sponda di Puleo, poi Palma lancia sul difensore avversario, sull'attaccante avversario, sarà rimessa laterale per il Cus Palermo. Rimessa laterale Cus, mentre comincia a piovere anche in maniera forte sul campo. Occhio a questo fattore. Mentre noto con piacere siamo circa 60 collegati da casa, 60 spettatori attuali. Un grande saluto a chi ci segue ogni settimana da casa e un invito a lasciare mi piace e iscrivervi a questo canale. Occhio a quella aggressione del Cus Palermo, se la va a riprendere Castelli, atteso, grande intervento difensivo, 2 volte sul pallone, ci va il 2 volte aver fatto sul pallone Giordano. La palla resta ancora lì vagante dove si lotta per il possesso, ma ha avuto la meglio la Panormus che lancia. Palma contiene qui Puleo e Alongi deve tornare con calma dalla cara che spazza via quando siamo al primo quarto d'ora di questa partita. 0-0 risultato tra Cus Palermo e Accademia Panormus, e qui dà le spalle al pallone Di Maio, riconsegnando così la palla alla formazione ospite. Destro da fuori, la cara deve andare in semplice amministrazione. Lancia Cristian la cara. Occhio qui, un po' timido lo schermo della Panormus in avanti, ma riesce ad uscire bene, lo fa dalle parti del suo capitano. Intravaglia, sponda rapida di battaglia, duella ancora per il pallone in mezzo al campo, provando ad uscire sulla destra. Di Maio lungolinea da Visconti, che fa un po' di fatica, però sulla chiusura avversaria arriva un buon contrasto vinto da Mattia Gambino, che riesce a riconsegnare così di fatto però la rimessa laterale al Cus Palermo. Rimessa tra le Cus ancora. Qualche metro dopo la panchina della Panormus. Cambio, esecuzione errata la rimessa laterale. Ci sarà un cambio. E quindi di fatto è stata riconsegnata alla Panormus. Gestione giro palla. Lancio lungo, cercando Raffaele Palma, mentre mette giù. Occhio che è già ammonito Palma, occhio a questa dinamica. Il calcio di punizione sarà per la Panormus, mentre l'arbitro ha qualcosa da dire a Raffaele Palma. Gli spiega forse anche che è già ammonito, dovrebbe fare attenzione a queste dinamiche. Calcio di punizione, richiamo
per Palma. Mentre sto vedendo che riscontriamo qualche leggero problema di linea durante la live. Risolveremo nei minuti seguenti, assicurandovi la migliore visione possibile di questa partita, di questa nona giornata di giovanissima Elite Under 15. Lancio schermato da Remy, giochi alla botta da fuori di Orsi, deve ribattere e mandarla via la cara sul violento destro dalla distanza di Orsi. Arriva la mano di la cara provvidenziale a mandarla via in un calcio d'angolo. Calcio d'angolo, Panormus dà uno schiaffo al pallone la cara per togliere la botta violentissima dalla lunga distanza di Orsi. Grande gesto tecnico sia del setter della Panormus sia del portiere del CUS. Ora cross dentro alla tolta, uscita non del tutto, Orsi ci riprova un'altra volta ancora, conclusione schermata e poi al 6, occhio all'uscita, si arriva a calciare il gol che vale l'1-0, la Panormus l'ha sbloccata al minuto numero 18, la sblocca con la rete del giocatore mai numero 4, Antonino Fiume, che va dritto verso la panchina per esultare con i compagni e con tutto lo staff e la società. 1-0 per la Panormus, si sblocca questa partita, si sblocca dopo 18 minuti con una palla che resta viva dentro l'area di rigore. Col CUS che ha avuto difficoltà a togliere, chiaramente in queste situazioni la Panormus ne approfitta e ne approfitta soprattutto Antonino Fiume per il gol che vale l'1-0 per la formazione ospite, per la squadra capolista, per la squadra prima in classifica della Panormus, un giornale per il risultato. Quindi dopo 18 minuti decide Fiume. Eccoci qua, ci risiamo. Calcio d'angolo CUS Palermo. Entriamo nella di rigore. Tutti sul secondo palo, ragazzi di Mister Guida. Occhio allo schema per poi disperdersi in aria. Palla dentro sul secondo. Resta ancora lì. Orsi toglie. La palla risulta buona per Federico. Che calcio, ma c'è un fallo. Fallo commesso da Pino Raia in uscita dall'area di rigore. L'arbitro ferma il gioco. Chiama un fallo. Un calcio di punizione per la Panormus. Lancio lungo per poi ritornare in avanti dopo il gol di Fiume che fin qui decide la partita. Con la Palermo che ora al 20esimo, avanti per 1-0 contro il CUS Palermo. Qui vediamo questo pallo di mezzo. Da rettificare la posizione di battuta, qualche metro dietro, come comunica il signor Duri. Da qui non vediamo, ve lo racconto io. A battere va Giordano. E poi l'uscita sui lati, provando a risalire con la palla tra i piedi il CUS. Vassallo lancia da Visconti. Orsi l'aspetta, contrasto preciso, dritto sulla palla. Arriva ancora Orsi, pallone dalle parti di battaglia, mentre Longi segue. Tocca Pizzo e palla protetta. Forse l'ultimo tocco è stato della Panormus. Dopo la direzione di Pizzo, il rinvio al fondo per il CUS, rinvio al portiere dalle parti di Cristian Lacara. Lancia la cara, palla ribattuta, Pizzo, palma anticipato, gran giocata di Pula con il tacco, poi servita ancora e Federico riesce a passarla via, ne approfitta così Pino Re per allargare a destra su un controllo errato che diventa un passaggio buono per il CUS, ma non mantiene lì la palla dalle parti di Visconti. Il CUS. Orsi scambia ancora dal 7 alla Panormus. Forte a contrasto Visconti, palla che termina ancora fuori. Altra rimessa laterale che sarà nuovamente per la Panormus, la formazione in trasferta. Orsi lungo linea. Altro tocco bianco, altra rimessa laterale rossa. Per la terza volta consecutiva Orsi va a battere la rimessa laterale. Orsi o Castelli? Tocca per ultimo Castelli, protegge l'uscita della palla qui Orsi, altro fallo laterale, altre touche sui lati, come direbbero in termini di rugby.
Orsi ribatte, palla tolta uscita, ci prova il 20 ora ad andare in avanti. Visconti va a servire la corsa di Vassallo che si sovrappone ma non arriva a essere premiato sulla corsa. Ne esce dal raddoppio la Panormus, lo fa in mezzo al campo, lo fa alla metà campo e poi provare ad affacciarsi ancora dalle parti dei lati offensivi. Federico in anticipo, la palla però resta ancora viva del giocatore che ha deciso questa partita. Fiume scambia da intravaglia, apre tutta a destra sulla salita di Giordano, traversone dentro, profondo, buono solo per la Cara che chiama e fa sua, blocca Cristian La Cara. Visconti tocca con un braccio, fallo commesso da Visconti e calcio punizione per la Panormus, mentre gioca veloce, gioca rapidamente senza richiedere distanza e quindi senza l'occhio del direttore di gara. Sponda corretta per far salire sui lati Giordano, rientra bene Giordano contro Remigio, si gioca per il vantaggio come comunica il direttore di gara. Dobbiamo tornare qui, va poi per terra, fallo commesso da Francesco Remigio ai danni di Puleo. Calcio di punizione Panormus, subisce fallo qui Puleo, lo commette Remigio. Occhio che è una buona mattone per andare o già in porta o a servire i compagni in aria. Vedremo quale sarà la scelta e la svolta di questo calcio piazzato, mentre la sistema Orsi. Il 7 di mister Lo Giudice. Forse pensa anche di calciare in porta Cristian Orsi. Ne chiede 2 in barriera la Cara. Visconti e Federico. Da qui non vediamo, racconto io come detto. Siete nel fischio del signor Duri intanto. Fischione parte Orsi. Col mancino a cercare, prova il primo palo, come detto. La Cara riesce a volare sul primo, a chiudere lì. Ha cercato di andare in porta Cristian Orsi. E calcio d'angolo ancora per la Panormus. Occhio che da queste dinamiche è nato il gol che ancora vale l'1-0 al 24esimo. A battere Orsi, specialista alle palle attive sul lato di destra. Nel fischio dell'arbitro che arriva ora. Orsi vuole andare sul primo, velo, sponda dietro per calciare, si perde sul più bello la Panormus, resta ancora lì, ci ha riprovato su un altro schema funzionante al massimo da palla inattiva, ci ha riprovato un'altra volta, magari a siglare la doppietta, il giocatore che decide fin qui la partita, Fiume. Ora rinvio dal fondo, che non sfrutta il Cus ma la ritrova. Raia se la allunga troppo, pallone riconsegnato a Fiume. Spinta sui lati, Battaglia vorrebbe rientrare, lo scarico dietro, si gioca in mezzo, anticipo forza di Pizzo che salta pure l'uomo, Salvatore Pizzo, ripartita per il Cus, a destra 2 compagni, a sinistra sale veloce Remigio, mentre porta palla ancora Pizzo che calcio da fuori, che non sfrutta completamente una buona dinamica, guida non apprezza, dinamica individuale di Pizzo. Ma arriva una puntuale chiusura di battaglia, fermare il pericolo e provare a far ripartire con un contropiede. Fallo di Raia, si gioca per il vantaggio. Puleo serve lo scarico, Palma si sgancia sul portatore. Giordano. Ora Ferraro in mezzo al campo e ritorna ancora il palleggio della Panormus. Su un'ottima molla di gioco. Qui lascia correre a vuoto le maglie avversarie, con Di Maio che è ben pressione, ma la palla gira in maniera fluida tra i piedi della squadra ospite che fin qui è in vantaggio di un gol sulla rete di Fiume, mantenendo ancora di più il primato in classifica. In questo momento, parlando di classifiche live, travaglia con il tacco, il capitano va sui lati di sinistra, mentre si accentra
qui per andare in porta. Battaglia, non si intendono né Fiume né Battaglia, non arrivano al tiro, ma la palla ancora rossa e gialla. Numero, giocata di Traina che poi prova ad andare in porta, non riesce a completare al meglio la gran giocata quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo, più eventuale recupero. Siamo al 29esimo, 0-1 è momentaneamente risultato sul gol di Fiume che decide questa prima mezz'ora di parti di questa nona giornata di Giovanissima Elite Under 15 girone A. Di Maio pressa forte il Romano, portandolo all'errore, riconsegnando una rimessa laterale per il Cus, mentre c'è cambio, altro cambio precoce nel Cus Palermo. Settimana scorsa toccava a Dragna, è uscito dopo 25 minuti, questa volta il cambio è sempre in attacco, ma a lasciare il campo sarà Visconti. Fuori dopo mezz'ora Visconti al suo posto, dentro in campo Biagio Pollara, giocatore sotto età, ragazzo classe 2012. Scende in campo dopo 30 minuti con 40 a disposizione al posto di Visconti. Il primo cambio se lo gioca ancora a primo tempo mister Guida, come domenica scorsa sul cambio di Claudio Dragna. Intanto mister Guida manda a scaldare pure Piazza e Arico. Si scivola in mezzo al campo come da calcio saponato quasi. Poi la palla è lunga, è difficile mantenerla in campo lì su quella zona. Non arriva Fiume a tenerla, rimessa laterale per il Cus Palermo. Rimessa laterale Cus. Federico Lungolina, Remigio anticipato, palla vagante in mezzo al campo, Pisto si sgancia ma non tocca. Ora ancora altra giocata, altro gran tacco del 10 Puleo. Di Maio, non vedono ma alle spalle, Orsi si infila e ne approfitta. Ora Tommaso Di Maio contro Orsi, alla meglio Orsi ma commette falle, quindi l'arbitro ferma il gioco, il signor Duri assegna un calcio di punizione per il Cus Palermo. Calcio di punizione per i padroni di casa quando mancano 4 alla fine del primo regolamentare, più recupero. Solo 1-0 Panormus. Vassallo non strappa su quel lato, comodo il recupero al possesso della Panormus. Intravaglia, trova un tocco bianco e una rimessa tale che sarà di conseguenza rossa e gialla per la Panormus ancora da Orsi, uno dei protagonisti di questo primo tempo. Intravaglia non arriva, Di Maio scivola dritto sulla palla, Pollara prova a dare una scossa in avanti nell'offensività, il Cus la fa bene, qua la palla verso il Remigio ma resta sotto, resta un po' dietro, questo non è Remigio, può ritornare da Romano la Panormus, ritorna dalle parti di Romano Davide. Battaglia va a sinistra, su un vuoto, su un buco Cus Palermo, ora ci prova Zitto. Chiusura sicura di Federico, dritto sulla palla, contrasto vincente, pulito di Andrea Federico. È rimessa la tale per la Panormus. Lancia via Pizzo. Pollara difende col difensore alle spalle, Biagio Pollara. Scarico dietro e poi alla lunga verso Di Maio che vuole arrivare, ci crede in pressione, forte Di Maio. Lotta ma la palla resta bianca, ha bisogno di questo il Cus, ha bisogno di grinta e scosse in avanti per provare a trovare l'occasione da gol, per provare a pareggiarla. Fallo su Pizzo, fallo commessa del capitano di mister Guida. Commette fallo qui l'11 Zito e calcio di punizione mentre c'è qualche battibecco. C'è qualche battibecco nelle zone del pallone. L'arbitro richiama Di Maio e Traina. Mentre gioca il Cus, ma il gioco era fermo, non si può fare. Lascia ribattere, chiaramente il gioco era fermo e quindi calcio di punizione per il Cus Palermo, lì dove poi sono il signor Duri. Federico cerca la verticale verso Pollara,
Ora resta ancora buona lì, dove Raya prova a uscire a sinistra. Remigio se la porta sul destro, poi il retropassaggio non è per Raya, ma Pizzo la manda altissimo, non un tiro dei suoi, non un tiro da Salvatore Pizzo. Sarà rinvio dal fondo per la Panormus quando siamo entrati nell'ultimo minuto regolamentare di questo primo tempo. Attendiamo eventuali comunicazioni all'arbitro sul recupero. Qua lo ritengo opportuno a seguire minuti extra. Di Maio di prima, non c'è nessuno che può prenderla lì. Ritorna in possesso la Panormus, rinvio dal fondo per Davide Romano. Non dovrebbero non dovrebbe esserci un recupero abbondante, poche interruzioni, poche perdite di tempo. Vedremo quanto lascia recuperare l'arbitro. Dovrebbe arrivare da qualche secondo la comunicazione, potrebbe anche fischiare, mandare all'intervallo. Qui fallo commesso da Castelli e punito con il giallo. Anche lui, anche Gabriele Castelli, insieme a Palma, cartellini, 2 cartellini tirati fuori in questi primi 35, entrambi per il CUS. Uno è Palma e uno è Castelli. Mentre il dirigente Fausto Marino ce la con il signor Dura a dire, ad sollevare qualche polemica su qualche giudizio che non è andato nelle grazie della panchina del CUS. Giallo pure per Castelli intanto. C'è un richiamo pure per Mister Guida. Confronto acceso tra Guida e il signor Duri. L'arbitro lascia proseguire il gioco mentre si lancia lungo. Orsi chiude Andrea Longi. Si sgancia a contrasto forte sulla palla il difensore della Panormus Gambino, ma la palla resta ancora tra i piedi di Biagio Pollara. L'ultimo tocco si è messo in travaglia, ma non c'è più tempo. Può bastare così. 1-0 a primo tempo. Cus Palermo 0-1 per l'esattezza. Cus Palermo 0, Panormus 1. Decide il gol di Fiume che manda all'intervallo la Panormus sopra di un gol. Io vi ringrazio per questi 35 di attenzione. Ci sentiamo tra poco, appena inizierà la seconda frazione di gara tra Cus Palermo e Panormus.
Rieccoci, torniamo in linea, torniamo da come ci avevamo lasciati qualche minuto fa sullo 0-1, sul gol del vantaggio deciso fin qui da Fiume. Un attimo che torniamo. Ci siamo, quindi dicevamo, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati qualche minuto fa, 0-1, risultato al primo tempo di questa nona giornata di giovanissima Elite Under 15. Decide fin qui il gol di Fiume, trovato al 18esimo, alla metà quasi della prima frazione, a sbloccare questa partita, mantenendo questo parziale sul vantaggio minimo in favore della formazione prima in classifica, la prima della classe della Panormus. Approcciato però in maniera grintosa qui il Cus Palermo in casa, con voglia di provare almeno a rimetterla in parità questa partita. Fallo su Palma, uno dei due ammoniti del primo tempo. Nessun cambio all'intervallo, e questa è la prima comunicazione, soltanto un cambio a primo tempo, fuori Visconti, dentro Biagio Pollara nel Cus. Per il resto restano gli 11 iniziali della Panormus e gli 11 del primo tempo, col cambio di Pollara per il Cus. Rimessa laterale Cus Palermo. Va lunga Andrea Federico, dove c'è però soltanto un giocatore avversario da aspettare. Palla tolta, uscita, la palla ce l'ha Puleo, dal limite, pronto di bucare, dal 9, battaglia contro la cara, chiude Cristian la cara sul primo squillo di questa seconda frazione, al primo minuto della Panormus. Battaglia contro la cara, ha avuto la meglio qui la cara su un intervento sicuro, ora calcio d'angolo. Occhio che il gol è stato proprio da una situazione di palla inattiva. Calcio d'angolo diretto dentro l'area piccola, la cara esce in maniera sicura per toglierlo, occhio la palla tolta, deve difendere Pollara, spara alla porta, prova a girarsi, lo scarico poi non viene permesso, viene strattonato qui Pollara, c'è un fallo comunicato al signor Dure, calcio munizioni che sarà per il Cus. Vassallo spinge a destra cercando Di Maio, palla fuori misura, ora che ribaltamento di fronte, contropiede della Panormus, in avanti con Puleo dal 10, Puleo contro Palma, porta palla sul destro per calciare, Raffaele Palma si lancia colpendo però con una mano a detta del direttore di gara, calcio di rigore per la Panormus, quindi chance per andare ora sul 2-0, calcio di rigore Panormus. Sì, corretta la scelta dell'arbitro. L'ha presa con il braccio, l'abbiamo rivista qui nel tablet. Toccano un braccio Palma e se posso dire la mia, graziato qui dall'arbitro. Ricordo che è già ammonito. Ora è Marco Puleo contro Cristian Lacare, il 10 contro l'1. Per poter andare sul raddoppio, la squadra ospite della Panormus. Duello a 2, o Puleo o Lacara. Fischia l'arbitro. Parte Puleo col destro, spiazza Lacara, il gol del 2-0 e della Panormus che raddoppia dagli 11 metri, raddoppia da calcio di rigore su una deviazione sfortunata di Palma che costa il rigore in favore del Cus. Dal dischetto arriva freddissimo però, apre il destro sul lato opposto a quello del tuffo di Lacara ed è 0-2, raddoppio Panormus, raddoppio per la squadra capolista che cerca di cominciare la fuga. C'è cambio però, dentro sembra essere maglia numero 16 Edoardo Piazza, così fuori Federico, dentro Piazza. Cambio sulla fascia di sinistra e 2-0 per la Panormus per il gol di Puleo dagli 11 metri, aperto con la cara. Grazie Angi. Lancio lungo. Sotto ora di 2 il Cus si mette più ripida
la salita per Mister Guida in questo secondo tempo. Subito, dopo 4 minuti, si fa più dura del primo per i ragazzi di casa. Occhio all'appoggio, buona qui la sponda di Puleo, spingendo sui lati a sinistra. Palma non prende, Puleo fuori gioco, offside. Fuori gioco della Panormus. La palla tornerà al CUS, sempre dall'area di rigore. Si prende qualche metro Cristian La Cara. Ribatte via in Travaglia. Palma segue l'uomo, Puleo però riesce a girarsi. Palma insegue. Duello 3-2, si sgancia a Piazza. Primo intervento a chiudere di Edoardo Piazza. Dritto sul pallone, qui il 16 del CUS. Rimessa laterale per la Panormus quando siamo al quinto. Esatto, minuto numero 40 del secondo tempo. 0-2 Panormus. La rimessa tra le ospite. Sotto gli occhi di Mister Lo Giudice. Rimessa lungo linea. Prova a giocare qui sulla fascia Fiume. Giocatore che ha aperto questa gara. Ultimo tocco del CUS. Rimessa tra le Panormus senza fretta chiaramente di andare a rimettere in gioco. Gioca la Panormus, va giù un giocatore in maglia rosa e gialla. Entra Longi, va a sincerarsi alle condizioni dell'avversario, invitandolo a rialzarsi per sollecitare la ripresa. Altra laterale, altra rimessa laterale ancora per la Panormus. Piazza protegge, non lascia partire il cross, tocca e manda via e calcio d'angolo per la Panormus dalla banderina di destra. Calcio d'angolo per la formazione ospite. Fin qui si è rivelata pericolosa su palla inattiva. Va al centro dell'area a cercare il dischetto. Alongi ribatte via di testa mentre prova ad uscire a lungo ai lati Ferrano su una palla un po' corta ma che viene lavorata al meglio dalla squadra ospite. Solo Panormus in questi 6:30 iniziali. Rinvia al fondo il CUS Palermo ora. A calcio d'angolo, non rinvia al fondo. L'ultimo tocco è stato bianco da te del signor Duri. E calcio d'angolo per la Panormus alla bandiera di destra. Gioco fermo, si potrà andare tra qualche secondo. E cross dentro verso il centro dell'area. La cara esce con i pugni. Con la palla che resta ancora viva. L'entrata di rigore, buona vorrebbe uscire. Piazza che non arriva. Orsi prova da fuori. Va col mancino al volo di prima. Non trova lo specchio qui Cristian Orsi. Rinvia al fondo il CUS Palermo. Alongi. Esce palla al piede per andare dalle parti del 3. Vassallo rientra dentro il campo. Domenico Vassallo e poi Castelli. Un altro ammonito insieme a Palma di questo del primo tempo. Occhio alla corsa di Di Maio. Vuole andare Tommaso Di Maio a entrenare. Forse l'allunga un po' troppo. Rinvia al fondo. Rinvia al portiere per la Panormus. Mi scusi. Qua non vedo. Grazie, mi scusi, grazie. Orsi passa su Castelli, la spinta del 7 ora. Orsi prova l'inserimento, palla verso Fiume che va ancora a attaccare lo spazio, non c'è fallo su di lui, ma la palla c'è la Battaglia che calcia. Deviazione, Battaglia se la va a riprendere su Vassallo. Altro scontro tra il 3 e il 9, l'ultimo tocco è stato del CUS, ma la palla esce oltre la linea di fondo e quindi calcio d'angolo per la Panormus. Calcio d'angolo Panormus. Noi come al solito entriamo dentro l'area di rigore a goderci appieno i duelli dentro, mentre a terra c'è un giocatore, sembra essere Fiume, così. Cambio che sta per arrivare nella Panormus. Prima di sostituzione nella formazione ospite. Fuori in maglia numero 11. Il primo indizio è questo, fuori Zito. Fuori Samuele Zito. Dentro in maglia numero 18 Campagna nella Panormus. Primo cambio della formazione ospite, quindi fuori Zito, dentro Campagna. Palla dentro, non riesce a girare in rete qui
rimessa laterale, Cussione. Con la palla. Ti fa barbecue io. Rimessa laterale. No, per la Panormus, nonostante l'arbitro avesse indicato il lato di destra, comunque un po' di incertezza sulla comunicazione. Resta ancora lì la Panormus in pieno controllo di questo avvio del secondo tempo. 10 minuti, un po' di sofferenza nel CUS, con fatica a ripartire, a differenza di un primo tempo magari era alla fine più favorevole al CUS sulle ripartenze, in cui si resta ancora sullo 0-2. Chiaramente il raddoppio ha un po' tagliato le gambe ai ragazzi del CUS. Recupera il capitano in travaglia su un contrasto un po' molo del CUS. A differenza la Panormus la va a riprendere con grinta e con rabbia di andare a chiudere questa partita. Palla a 18, Campagna prova lo scatto e poi duello, scontro tra la Cara e Campagna. Non c'è fallo secondo l'arbitro, mentre il signor Duri richiede l'intervento in campo dello staff medico del CUS Palermo, che arriva a gran velocità per verificare le condizioni della Cara, che resta dolorante sullo scontro. Si rialzano la Cara. Doranzo con uno scontro al capo. Sembra aver dato l'ok. Può proseguire, non c'è fallo su di lui. Sarà semplice al fondo, o forse è calcio di munizione. Sì, calcio di munizione. Con un po' di certezza. Aveva fatto cenno col braccio che non c'era fallo. Lascia battere una situazione un po' insolita. Si gioca, si va 2-0 sulla forte pioggia qui a Monreale. Ora ripartenza CUS, è tento di ripartire dalle parti di Di Maio. Deve mettersi in mostra il CUS in avanti, fin qui l'ha fatto poco. Tommaso Di Maio, palla lunga per lui, Orsi alla meglio e trova lo scatto sui lati, portando la però fuori. Rimessa laterale per il CUS. Rimessa laterale il CUS Palermo. Vassallo a cercare uno trapollare Di Maio, scarico servito dietro, non arriva Vassallo ma Pizzo sì, dove però la palla scotta in quella zona, la finisce per perderla e Orsi lancia via, Piazza ritorna, sembra essere favorito Puleo che resiste al duello, Puleo prende la palla lui contro Piazza, l'autore del secondo gol vuole saltarlo con un tunnel, Piazza non si lascia superare così, poi ci riprova lui cadendo proprio nella trappola di Puleo, proprio in quello in cui cercava il 10 della Panormus, rimessa laterale ospite, rimessa laterale per la formazione maglia rossa e gialla. Mentre sta per entrare in campo Arico, al momento del 29. Fuori Castelli, ammonito pure lui. Al suo posto Arico, in maglia numero 29. Vai, Castelli veloce. Una veloce. Vai Arico! Piazza non tocca, rinvio dal fondo per il CUS, mentre possiamo anche dare un'occhiata alle contemporanee di questo girone. La TF vince per 1-0 contro l'Ora Mazzara. Il calcio di Scilla pareggia 1-1 contro la Fortitudo Bagheria, mentre il Ciaculli vince per 2-1 con l'Athletic Club. Questi sono i risultati live di questo pomeriggio della gara delle ore 15. Con le ore 15, mentre se andiamo a dare un'occhiata momentaneamente alla classifica in questo momento, come se l'arbitro potesse fischiare 3 volte in questo momento, vediamo la Panormus sopra a quota 24 a più 6 dal calcio di Scilla che momentaneamente sta pareggiando.
E il Cus invece sesto in classifica, in attesa però dei risultati delle Buon Pastore della San Caldalese, tutte le squadre dietro. C'è cambio, fuori Di Maio, dentro Dragna. No, dentro D'Amico, dentro Nicolò D'Amico. Sì, errore mio, dentro di Nicolò D'Amico al posto di Di Maio. E comunque era una sorpresa l'esclusione alla titolare del 10. Mentre qui il signor Duri va a confronto direttamente con la cara, prende qualche metro, con qualche protesta che non è piaciuta. Rimessa tra le cusse al primo quarto d'ora di questo secondo tempo. 50 segna il cronometro, 15 minuti dalla ripresa, arrivati il raddoppio in questo secondo tempo come fase saliente di questo secondo tempo di gara. Anticipo su Campagna, Longin esce con la palla a tre piedi. Ora D'Amico vuole andare lungo linea, Orsi va a contrasto, la rimessa laterale sarà per il Cus Palermo, mentre mi ha richiesto un nuovo pallone che sta per arrivare. Vassallo, Arrico vorrebbe girare di testa, la palla per il 21, Raia, lascia Pizzo, destro, deviato, ci ha provato Pizzo a rimettere in discussione il match, blocca comodamente però Davide Romano. Giro in palla, errato, regalo per Nicolò D'Amico, occhio che è un mancino. D'Amico, già col destra in buca per Remigio che non riesce a aprire sul secondo. Romano salva, il Cus spreca, rinvio al fondo, salva Davide Romano. Rinvio al portiere per la Panormus. Sprecone qui il Cus. Da dentro l'area di rigore con Remigio che non è riuscito a mettere in gol, a mettere in botta sicura la partita. La botta, perdonatemi. Il gol. Piogge torrenziali, mentre qui con l'Oncoto di Monreale c'è per terra Fiume. Lui con Piazza su uno scontro. Avete fermo il gioco per verificare le condizioni del 4. Dentro Cristian Marino nel Cus, almeno sarà il prossimo cambio. Però la prossima interruzione non è ancora il momento. Il Cus ha cercato di riportarla sul -1 questa gara, sulle ultime dinamiche. C'è cambio sia nel Cus che nella Panormus. Richiesta a gran voce il cambio per far entrare Cristian Marino nel Cus Palermo al posto di Domenico Vassallo, mentre nella Panormus fuori maglia numero 6 Mattia Straina per lasciare spazi in campo. Sembra essere il giocatore numero 17, vediamo di avere la conferma una volta individuato il giocatore. Resta laterale, Marino appena entrato in campo. Andrà a battere casa rimessa laterale. Mentre posso confermare, dentro Marco Lovoi, in maglia numero 17 nella Panormus. Al posto di Traina. Arico non tocca, spazza via Fiume. Va a lungo più che può, da Longi che non deve rischiare, qui viene travolto. Corretta la chiave dell'arbitro a segnare un fallo. E calcio munizione con tanto di giallo per Puleo. Giallo per Puleo, è il terzo cartone della partita. Batte già il Cus, non si può, chiaramente, come regolamento espone. Da regolamento non si può giocare senza fischio dell'arbitro dopo un cartellino. Calcio missione Cus su un fallo commesso da Puleo che gli vale il giallo.
lancia lungo Pizzo. D'Amico non riesce a prolungare le spalle. La palla però passa in qualche modo dalle parti di Pollara, che ha difficoltà nel tenerla. Ora occhio a quegli scontri. Marino si perde l'uomo che corre veloce, poi recupera su Battaglia. Palla vivo, ha toccato con un braccio Cristian Marino e calcio di punizione per la Panormus. Tocca con un braccio di Marino. Calcio di punizione per la formazione ospite. La toglie via il Cus con Pinore che deve liberarsene, però la palla passa superandolo voi. Contrasto vincente Panormus sui lati di Gambino, aprendo ancora su quella fascia di destra. Puleo vuole puntare piazza, salta all'uomo mettendo un cross dentro, allontanato da Longi. Ora contropiede, ripartenza Cus. Remigio non per D'Amico, ma rimessa laterale ancora per il Cus Palermo. Pollara se la perde. Alongi ribatte lì, dove ha la meglio Fiume che va sull'anticipo. Ricordo Fiume, l'unico 2012 sotto età dei titolari della Panormus. Proprio lui che l'ha sbloccata questa gara. Palla 18 in avanti campagna. Il mancino è verso la porta e la cara la toglie. Smanaccia via la cara sul match point mancato dalla Panormus. Riesce a ribattere e mandarla via Cristian la cara. Ventesimo del secondo tempo. Orsi calcia in porta, la palla è viva lì, salva la cara ancora. Miracoloso questa volta. Cristian la cara a chiudere il primo palo, clamoroso l'intervento di la cara a salvare un'altra botta sicura della Panormus lì dentro l'area. Altro match point non trovato qui dalla Panormus per chiudere questa partita. Cross dentro, forte e teso. Su una lettura molto rivedibile del Cus che lascia scorrere per l'intera area di rigore. Non trovando però deviazioni. Pollara riesce a prolungare verso Raia mentre sale a sinistra, forte D'Amico. Interruzione di una potenziale ripartenza. L'arbitro richiede un giocatore. Non c'è un cartellino per lui, la munizione è verbale. E calcio di punizione per il Cus Palermo. Marino. Soluzione difficile, incerta, errata. Mentre spazza via Orsi, che manda via una rimessa laterale per il Cus. Marino velocizza la squadra di casa. Cristian Marino non trova Remigio. Pizzo saltato. Mette il corpo davanti campagna mentre la palla arriva in travaia. L'altro capitano ma della Panormus. In travaia. Tocca per Pizzo, i due capitani, i due numeri 8 di questo scontro. Ora Battaglia, occhio qui. Ripartenza Panormus, provando a ragionare un'altra manovra. Va giù qui in travaia. Non c'è fallo commesso a Longi. Lascia proseguire il gioco il signor Duri. Andrea Longi se ne libera al momento giusto. Entrata fuori tempo. È giallo per Battaglia e quindi arriva a quota 2 per parte. Il numero dei cartellini. Ammonito pure Battaglia nella Panormus per un fallo su Andrea Longi. Prezioso qui nel sganciarsi con la palla a 3 piedi dalla sua zona iniziale. Arrivando alla metà campo, viene messo giù. C'è cambio. Cambia ancora ospite. Finisce quindi qui la partita di Gambino. Fuori Mattia Gambino e maglia numero 5. Al suo posto entrare maglia numero 13 Antonio Sanfilippo. Fuori Gambino, dentro Sanfilippo. Questo è l'ennesimo cambio nella Academy Panormus. Va lungo Pizzo a cercare l'aria. Ora arriva Ricò. Ora uscita e ripartenza. Mentre va in avanti così sulla corsa a gran velocità. Pule a lottare con D'Amico che è fresco dall'ingresso in campo. Disturba, la palla resta ancora viva. Lo vuoi. La tiene in campo Lo vuoi. Gioca da Puleo. Controllo un po' lungo ma riesce a tenerla ancora. Per Pacientelli salta l'uomo. C'è fallo dal limite su un fallo commesso da D'Amico su una zona troppo delicata, su un fallo un po' ingenuo commesso da D'Amico che perde
perde l'uscita, il tempo di uscita, chiaramente sul cambio di direzione di Puleo. Calcio, munizione dal limite per la Panormus. Altro cambio sia nella Panormus che nel CUS. Nel CUS sta per entrare Gianfortone. Vediamo se ora alla prossima situazione, quando siamo in una situazione palla inattiva. Fuori Raia, dentro il maglio numero 9 Gianfortone. Fuori Pino Raia, dentro Gianfortone, mentre nella Panormus fuori Battaglia per lasciare spazi in campo. Vediamo di potervelo comunicare. Ancora non abbiamo potuto riconoscere il subentrato, che è maio numero 16, eccolo qui, Graziano Melia. Entra nella Panormus, lui e Gianfortone entrano a 10 dalla fine. Occhio che Orsi ha un buon mancino e l'ha dimostrato al primo tempo, coinvolgendo più volte la cara. Orsi contro la cara che ne schiera 4 in barriera, dal limite all'area di rigore. Parte Orsi col mancino alto di poco. Alto il tiro di Cristian Orsi, non trova lo specchio della porta. 9 minuti alla fine del secondo tempo regolamentare. 2-0 Panormus sui gol trovati da Fiume e da Puleo. Al terzo minuto della ripresa ha raddoppiato la Panormus. Remigio, tocco di Travaia, giudicato regolare dall'arbitro. Mentre cresce la polemica sul campo. Cristian Marino non trova Pollara, ma Pizzo si infila con la palla che ritorna a essere vagante. Uscita un po' scomposta del giocatore del CUS ai danni di Lovoi. E l'arbitro ferma il gioco, non si concretizza il regola del vantaggio. Sarà calcio di punizione per la Panormus. A lungo Orsi, lunghissimo in profondità. Marino di testa toglie dall'aria mentre mette giù Remigio, provando ad andare lungo linea. Pollara indirizza verso Arrico che arriva un po' in ritardo qui a ricorri dalla posizione di partenza. Ora occhio qui, Pollara deve pulire questa situazione. A destra sale Remigio, c'era tutto libero, a sinistra D'Amico, ma preferisce andare a destra dove trova un'attivazione avversaria. Una rimessa laterale per il CUS. Anticipo di Orsi e prova ad uscire, riesce a spazzare pure via Cristian Orsi. La cara, lancio errato da ritorno ai 3 pali mentre Puleo riconquista, palma in saga, è più veloce Puleo che lo brucia in velocità. Puleo vuole lo scavetto, diventa un assist per il gol del 3-0 della Panormus che segna e chiude la partita. Graziano Melia su una palla perfetta di Puleo, viene giudicata posizione regolare del direttore di gara, mentre arriva un rosso, vediamo se per Fausto Marino o se per Salvoguida. (3-0) Panormus. Caldino! Non capisci niente, Paolo! Questa cosa è picchia. Ma io che dai! No, regolare. Corretta la scelta dell'arbitro nell'assegnare il gol. 3-0 per la Panormus, il gol del 16 appena entrato in campo decide la partita, decide il gol del 3-0. Graziano Melia, appena entrato in campo da qualche minuto, riesce a incidere in maniera puntuale, chiaramente sotto porta, su una giocata perfetta di Puleo. Per distacco, il migliore in campo di questa partita. Calcio punizione Panormus.
Aggiunzione per il Cus, c'è doppio cambio per la Panormus, questo è la mia rettifica. A 6 dalla fine, lasciano il campo Puleo. E vediamo se il 7, Orsi, che guarda, sta lasciando le scarpe prima dell'uscita. Sul 3-0 un po' superfluo questo. Invece no, Orsi resta in campo. Vediamo quale sarà il cambio. No, devo chiedere scusa, io devo chiedere perdono. Orsi resta in campo. Quindi resta in campo semplicemente a lasciarsi le scarpe, in quanto se supera la linea laterale l'arbitro dovrà lasciarlo fuori o qualche secondo. Doppio cambio Panormus. Calcio punizione per il Cus, che ha preso qualche metro. Mentre è entrato in campo Maniscalco per il Cus Palermo. A 5 dalla fine. Dai, giocate, giocate. Lancio lungo. Ribatte la Panormus, palla rigirata ancora. Maniscalco vuole pollare che non tiene. Ora Pizzo. Ancora sullo scarico in verticale. La palla non arriva lì. Alongi deve chiudere mentre arriva veloce il 18 Campagna per andare sul pallone. Ma la cara è sicuro sulla presa. Attento. E riesce a rilanciare via. La posizione laterale. Remigio di testa. Non arriva qui il 9. Non riesce a prenderla Gianfortone. Rinvio un po' errato qui di Romano. Un po' corta questa palla. Ha rimessa laterale. Buona per il Cus Palermo. Altro cambio Panormus. Ancora interruzione, ancora sostituzione nella Panormus. Fuori Orsi. Ora sì che lascerà il campo Cristian Orsi. Al suo posto il maglia numero 14, Simone Spina, nell'Accademia Panormus Sant'Alfonso. Arriva un rosso. Rosso per D'Amico. Piove sul bagnato nel Cus Palermo. Rosso per Nicolò D'Amico. È entrato a poco dalla fine. Espulso D'Amico per proteste. Espulsione del tutto ingenua. E tutti fuori andiamo! Rimessa la trappola Panormus intanto. Si ritorna a giocare 3-0 per la Panormus quando mancano 3 alla fine. Un uomo in meno nel Cus. Vedremo ora se ha la chance ora per andare addirittura sul poker. Salva la cara. Salva Cristian la cara. A chiudere. Una gran progressione di Melia che ha cercato addirittura la doppietta da subentrato. Salva soltanto Cristian la cara, uno dei pochi salvabili degli 11 del Cus di questa gara di oggi. (68) 2 alla fine più recupero che potrebbe essere anche abbondante sulle tante interruzioni di questo secondo tempo. Ora da battere Pizzo con il destro verso l'aria, cerca Gianfortone entrare dentro, siamo fuori fuoco qui, rieccoci, botta di Pollare con le mani, Romano riesce a ribattere e mandarla via. Rico ancora dentro l'area di rigore, ritorna dietro da Pizzo che deve inseguire la palla, retropassaggio nettamente fuori misura, rimessa laterale per la Panormus. Rimessa laterale Panormus che gioca lungo i lati di destra, sui lati opposti ai nostri schermi. Occhio qui, retropassaggio rischioso, la Pollara che è ben pressione, ma si ritorna con totale tranquillità al possesso e l'amministrazione ordinaria della Panormus che la fa girare in mezzo al campo, approfittando anche dell'uomo in meno nel Cus Palermo. Non vedo trovato qui Campagna, Alongi va giù, forse batte per terra, la palla viene bloccata da Cristian Lacara, altra interruzione, o da verificare le condizioni di Lacara che ha sbattuto la testa per terra sulla caduta.
Gianfortone lotta. L'ultimo tocco di Fiume. Rimessa laterale Cus Palermo in attesa della comunicazione sull'eventuale recupero. Quando siamo a pochi secondi dal 70°. Occhio a quella pressione di Piazza. No, non di Piazza, perdonatemi, ma del giocatore mai numero 16. Sì, Edoardo Piazza. Non possiamo confermare, sì. Tocca per l'ultimo Edoardo Piazza. E rinvia a fondo per la Panormus. Andrà a battere il Romano. Oh, la prossima volta con le striscette! Allo scatto! Senza lacci la prossima volta! Romano va corto. Non verticalizza. Pizzo viene chiuso però sull'anticipo. Scivola, maniscalco. Tutto troppo facile per la Panormus che per avanti. Campagna contro la cara. Salta il portiere. Cala il poker. La Panormus cala il poker. Mettendo il punto esclamativo sulla partita. Poker Dassi calato da mister Lo Giudice. 4-0 per la Panormus. Cus Palermo 0. Panormus 4. 4-0 Panormus al 71°. Mette definitivamente una pietra sulla partita. Quindi segna Campagna. Il secondo giocatore entrato a gol era subentrato. Lui è Lovoi. Sì. Però stiamo ricontrollando il gol che è nato da una situazione di netto fuorigioco però per la Panormus. Abbiamo rivisto qui da replay. Comunque cambia poco a livello di risultato, invece di 3 sono 4 gol. Su una prestazione non soddisfacente ancora del Cus, che sta vivendo un periodo difficile sulla forma. Si gioca a destra. 1:30 oltre il 70°. Palla lunga dalle parti di Lovoi. Di Melia, perdonate, la parte di Melia che non arriva a mettere giù. E rinvio al fondo che sarà per il Cus. Rinvio al portiere Cus Palermo. 72 segna il cronometro. Mette bene giù Melia. Pronto ad andare sui lati, palla che resta ancora vacante, il Cus prova ora a fermare l'ennesima ripartenza, c'è un fallo però, fallo commesso da Cristian Marino ai danni di Fiume e calcio di punizione per la Panormus. Calcio di punizione Panormus. Cus in attesa soltanto del triplice fischio ormai. Va a battere Melia, autore del terzo gol di questa partita. Su una palla magica servita da Puleo. 4 in barriera richiesti alla cara. Sistema la barriera, andrà a battere Graziano Melia come detto. Vicino alla doppietta qualche minuto fa, dimostra che riuscirà a insidiare la cara e trova il gol della doppietta su uno splendido calcio di punizione. Segna Melia, entra dalla panchina e sigla una doppietta. E poi l'abbraccio con tutta la panchina. Il gol dello 0-5, la Panormus travolge il Cus Palermo e si dimostra di essere in grado di mantenere il primato in classifica. 5-0 Panormus, doppietta di Melia su un calcio di punizione perfetto. Un attimo che sistemiamo. Siamo a fine gara, 3 minuti e 30 oltre il 70°, non sappiamo comunicazioni sull'eventuale recupero. 5-0 il risultato, doccia gelida per il Cus, che dopo aver chiuso sul primo tempo solo 1-0, a secondo tempo non c'è stata discussione, vince la Panormus e il Cus continua il periodo difficilissimo. 0 gol fatti e 8 subiti in 2 partite, mentre la Panormus mantiene ancora il titolo da capolista, mantiene ancora il primo posto in classifica. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per la sarà passare insieme. Un saluto, alla prossima da Filippo Longi e grazie sempre.